God Save the Wine finalmente a teatro, un'occasione particolare, una città particolare, incredibile come Roma, alle nostre spalle. E siamo qui con Antonella che ci illustra la Sicilia, la Sicilia in questo bicchiere, e vogliamo sapere, visto che è l'unica azienda siciliana stasera, siamo a teatro, se la Sicilia o Sette Soli fosse un'opera da rappresentare a teatro, quale sarebbe? Ma allora noi ci freggiamo di dire, grazie diciamo, ai nostri numeri e alla nostra grandezza di estensione proprio di vigneti, che Sette Soli è un po' il territorio di Menfi, il territorio dove esistiamo e che lo rappresenta. Quelle sono le zone di Tomasi di Lampedusa. E noi abbiamo pensato che in maniera del tutto conseguenziale l'opera teatrale più affine è sicuramente un'opera di Tomasi di Lampedusa che si chiama La Sirena, che racconta proprio la Sicilia in modo molto evocativo, parla dei colori del mare, parla dei profumi di questa terra meravigliosa che noi siamo orgogliosissimi insomma, di rappresentare. Quindi quando io bevo il Seligo bianco, Seligo o Seligo? Seligo, L'avevo detto bene. che viene diciamo, dal latino seligere, significa appunto selezione ed è il nostro vino diciamo, di punta del brand Sette Soli. In questo caso è un blend di Grecanico e Viognier, quindi è un vitigno del tutto autoctono con una puntina di vitigno internazionale, visto che comunque Sette Soli è sempre attenta alla sperimentazione, ai vitigni nuovi, al fatto di essere proprio un punto di riferimento nella viticoltura siciliana e soprattutto visto che la nostra terra è veramente baciata dagli elementi, anche i vitigni che non sono autoctoni hanno trovato un habitat meraviglioso. In Sicilia ci sono passati un po' tutti, storicamente tutti ci passiamo le vacanze prima o poi un paese, e quindi giustamente un po' di Viognier non sta per niente male su questo Grecanico. Ma Seligo è anche rosso, giusto? Seligo è anche rosso e nella sua versione rossa abbiamo un blend di Nero d'Avola e di Syrah. Di nuovo quindi questo matrimonio diciamo, tra il locale e l'internazionale. Ovviamente il Nero d'Avola è il vitigno di riferimento della viticoltura siciliana, però abbiamo pensato insomma, di ammorbidirlo un poco con il Syrah, visto che è un... Perché le persone pensano di conoscere Nero d'Avola, Piacione, ma in realtà il Nero d'Avola è un siciliano focoso. Assolutamente un vitigno molto maschile, molto forte, no? Con delle asperità anche che non tutti apprezzano, quindi bisogna imparare a trattarlo. Bisogna non sottovalutare il Nero d'Avola. La potenza del Nero d'Avola, assolutamente sì. Grazie mille Antonella, ci vediamo in Sicilia si spera. Assolutamente, vi aspettiamo.